Buongiorno Alberto, mi riferisco direttamente a te come se ti potessi sentirmi perché capisco molto queste, questa situazione che stai vivendo, avendola anch'io un po' trascorsa. Sono i momenti dove sembra tutto che si sia risolto, ma bisogna tenere salda la barra dei comandi e essere tranquilli perché la soluzione è vicina ma non è ancora stato risolto. Mi ricordo ad esempio nel mio caso dove sembrava tutto risolto e mi ricordo col dottor Vignali andati all'aeroporto per 3 volte prima di prendere il volo che mi riportasse a casa per tutta una serie di circostanze al di fuori del nostro controllo. La situazione in Venezuela deve essere molto confusa e in continua evoluzione. Ci auguriamo che da un momento all'altro la notizia che tutti stiamo aspettando qui a Venezia arrivi. So che c'è molta trepidazione, capisco anche tutta l'ansia che possono provare i tuoi genitori. La cosa principale che mi sento di dire è di mantenere la salda la barra dei comandi e essere sereni, non fare cose avventate. Ci siamo e quindi veramente con la preghiera, con la speranza, con tutto quello che necessita il caso, domani ti aspettiamo qua e se non è domani sarà dopodomani e se non è dopodomani sarà prima possibile, perché tutti quanti ci auguriamo che questa storia finisca ed è arrivato il momento. Forza Alberto.